e ritmi nascono cantanti nuovi. Come farò a stare a galla non so, torno sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, tutto alla rovescia. Ecco cos'è, diciamo la verità, io scandalizzavo quando mi muovevo, oggi me lo dici tu, chi si scandalizza più? Tutte marionette, col cuore di stracci, senza amore e pietà. E allora guardati, guardati, guardati allo specchio, levati, levati, levati la maschera, ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat. E se ci proverete, la vita così avrà un valore per voi. Passano, passano le mode, i tempi cambiano, cambiano, canzoni e ritmi nascono cantanti nuovi. E come farò a stare a galla non so. Buonasera, benvenuti. Quello è il numero, fatevi sentire subito, 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 subito. Canzoni e ritmi nascono cantanti nuovi. Come farò a stare a galla non so. Alla regia questa sera Super Paolino, supervisione tecnica Giuliano. Levati la maschera, ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat. E se ci crederete, la vita così avrà un valore per voi. Passano le mode, i tempi cambiano, canzoni e ritmi nascono cantanti nuovi. Come farò a stare a galla non so. Buonasera, che bello tornare qui in diretta per voi dopo la puntata di ieri completamente diversa, particolare. Mi avete scritto in tanti di questo mini film dei quali siamo stati protagonisti io e Alessia, ma adesso torniamo a cantare per voi e tra un po' torneremo a giocare per voi. Paolino, mi fai vedere la grafica? Facciamo un riassunto dei premi del nostro super giochino. Così semplice, basta indovinare il titolo di una canzone famosissima, scegliere se provare a indovinarlo con 5 secondi, con 15 e poi potete portarvi a casa il cappellino, la t-shirt, il buono carburante, il buono formaggi o il buono ristorante. Quindi amici, giocate insieme a noi, stanno già arrivando delle telefonate, ma solo quando ve lo dirò io. Solo quando ve lo dirò io. Adesso mettete tutti le mani così, siamo tutti legati, mezz'oretta, come faceva il grande Giucas Casella. Sì, regia, ho il fiatone, cosa ti devo dire? Non ho più 20 anni, se faccio 2 passi di danza tra la pancetta e l'età mi viene il fiatone, è normale. Ma a proposito di brani che fanno ballare, amici, adesso fate un po' di spazio lì nella vostra cucina, nel vostro salotto,
E se siete amanti dei balli latinoamericani, è ora di ballare una salsa che fa così. No, non voglio l'ossigeno, Paolo. Guarda che ballerini che abbiamo! Oh! Più crudele è la guerra, l'uomo sa cos'è la guerra. Dolce e tenero è l'amore, l'uomo sa cos'è l'amore. Giù dal cielo scende un tuono, tutto intorno è un grande suono. Nasce il seme dalla pianta, il grande albero adesso canta. Corre il sangue nelle vene, grande vento nella notte calla salserà. Tutti! Sandokan, Sandokan, Giallo il sole la forza mi dà. Sandokan, Sandokan, Dammi forza ogni giorno, ogni notte il coraggio verrà. Sandokan, Sandokan, Giallo il sole la forza mi dà. Sandokan, Sandokan, Dammi forza ogni giorno, ogni notte il coraggio verrà. Mi sarebbe sempre piaciuto imparare a ballare la bachata, la salsa. Sono negato! Negato! Guardate che meraviglia! La conchiglia suona piano, il mare ormai è già lontano. Sale e scende la marea e tutto copre e tutto crea. Scorre il sangue nelle vene, grande vento nella notte calda salserà. Sandokan, Sandokan, Giallo il sole la forza mi dà. Sandokan, Sandokan, Dammi forza ogni giorno, ogni notte il coraggio verrà. Sandokan, Sandokan, Giallo il sole la forza mi dà. Sandokan, Sandokan, Dammi forza ogni giorno, ogni notte il coraggio verrà. Sandokan, Sandokan, Dammi forza ogni giorno, ogni notte il coraggio verrà. Si balla a casa, si scrivono i messaggi. Dammi forza ogni giorno, ogni notte il coraggio verrà. Wow! Fa proprio bene iniziare con due brani belli e allegri. Qua ci sono 57 gradi, ma non importa! Adesso è il momento. Sì, è il momento dove io alzo questi due volumi al mixer, dove Paolo, come per magia, il mio regista, fa apparire i premi e giochiamo insieme, ma non senza le buste. Eccole qua, le buste protagoniste di questa parte di Casa Peiretti. Se c'è qualcuno che vuol provare a indovinare la canzone, 378 40 80 506. Abbiamo già il primo concorrente in linea. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, Buonasera, ciao, chi sei? sono Tonino da Torino. Tonino da Torino, benvenuto in Casa Peiretti, benvenuto Tonino. Allora, sai già come funziona il nostro gioco perché ci siamo già sentiti. Lo so. E adesso devi dirmi se vuoi provare a indovinare il brano con 5 secondi e avere due possibilità o con 15 secondi ma averne soltanto una. E attenzione alle faccine rosse. Tonino, vai! Allora, diciamo con 15. Diciamo con 15 e sono d'accordo con te. Questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Tonino!
Mannaggia. No, non mi può. Aspetta. Non sento niente, sento solo il cane. Tonino, sento solo il cane. Baratto? Baratto? È la tua risposta definitiva? Sì. Bravo! Ma te l'ha suggerita il cane. Sì, è il cane che abbaia. È il cane che abbaia, ti ha suggerito bene. Va bene Tonino, quindi dall'1 alla 10, qual è la tua busta di questa sera? Allora, Sky c'ha 9 anni. Sì. Allora, Non facciamo il 9. non Il litigate. 9, perché ha 9 anni il mio cane. Ah, e beh, mi sembra giusto. Diamo una responsabilità al cagnolino che ha 9 anni e quindi vediamo all'interno della busta 9 cosa c'è. Ma secondo me il tuo cagnolino è abbastanza fortunato perché, ok, di questo formaggio ne mangerai tanto tu, però qualcosa darai anche a lui. Hai vinto 20 euro, un buono formaggio. Bravo Tonino! Grazie, Wow! grazie. Sì, Enrico, sì. Dopo tanto tempo. Grazie a Dopo voi. Bene. Dopo tanto tempo. Sono contento, mandami un messaggino al 34880 40 254 col tuo numero, nome e cognome. Grazie di D'accordo, cuore. grazie. Bravo Ciao, Tonino, ciao, bravo, ciao. bravo. Ciao. Il cagnolino del Tonino ha vinto il buono formaggino. Hai visto Paolino? Abbiamo un altro concorrente? Sì, pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, Mimmo da Torino. Mimmo, ciao Mimmo, ma tu hai già vinto con questi premi, Mimmo? Ne hai già vinti con questi premi? Io ti ringrazio per aver chiamato, come ti ho detto l'altra settimana, bisogna aspettare per giocare di nuovo quando uno di questi 5 premi cambierà. Quindi io ti ringrazio, è sempre bellissimo sentirti, so che l'ultima volta hai vinto anche il primo premio, quindi complimenti, un abbraccio fortissimo a te e a tutta la famiglia. Ciao Mimmo! Grazie, saluti a te e a tutto lo staff. Grazie, ciao Mimmo, ciao. È come del regolamento, appena cambierà uno solo di questi 5 premi, anche chi ha già vinto qualcosa può ritelefonare al 378 40 80 506. Vediamo se abbiamo qualche telefonata. Se non arriva nessuna telefonata, spostiamo i nostri premi, torneremo a giocare sì, un po' in ritardo, bisogna essere veloci, anche perché se non arrivano io devo andare avanti con la trasmissione con un bellissimo brano di Lucio Dalla dal titolo Vita. Poi torneremo a giocare dopo. Che mi ha levato l'anima fino quasi a renderla un po' lucida. Vita, io ti credo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi da non dover ammettere di aver perduto. A volte sai si sfogano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fango nudo. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, di un amore che raggiunge chi lo vuole.
dal fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze, anche gli angeli capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca al limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fango brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Siamo angeli, siamo angeli. E a proposito di vita, della parola vita, a proposito della parola angeli, Paolo, mi fai vedere un articolo di giornale, una notizia di qualche ora fa. Commissione ONU, i bimbi di Gaza presi di mira da Israele e genocidio. E quindi a questi bimbi è stata negata la parola vita, è stato negato il diritto alla vita e adesso sono angeli. E a questi angeli io voglio dedicare il prossimo brano di questa sera. Quanti bambini nel mondo, Si addormentano sotto un tetto di stelle, quanti bambini nel mondo, non ascoltano mai le fiabe più belle, troppi bambini nel mondo, hanno negli occhi il terrore di cieli infuocati e uomini non saranno mai quei piccoli bimbi di Bucarest sotto i marciapiedi emarginati, quei cuccioli di Rio de Janeiro cresciuti nella violenza e bimbi non sono stati mai. Ninna, ninna, nanna, ninna, nanna, oh, per tutti i bimbi del mondo un po' d'amore. Ninna, ninna, nanna, ninna, nanna, oh, non ci sono bimbi nel mondo di un Dio minore. SOS, siamo ai limiti della crudeltà degli uomini. Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna, nanna, fai dodò. Quanti bambini di Gaza hanno solo la colpa di esserci nati, le belle bamboline di Bangkok, violentate bambine non sono mai state, angioletti del terzo mondo, con quegli occhioni grandi e il pancino ogni giorno più gonfio e con gli anni contati ormai. Ninna, ninna, nanna, ninna, nanna, oh, per tutti i bimbi del mondo un po'
d'amore. Non ci sono bimbi nel mondo di un Dio minore. di un Dio minore. Scusate, ma tempo fa sono stato il primo a parlare di questo problema. E finalmente qualcosa si sta muovendo. 348 80 40 254 per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste proprio come questa. Vai Paolino, a monitor, vai. Così andiamo anche a alleggerire un po'. Ciao Enrico, spero che ieri ti sia arrivata la foto con maglietta, sì. Omar, da Casale, mi puoi cantare Ragazzi di oggi noi. Eccotela, pezzettino, vai. La cantiamo insieme tutti, poi giocheremo nel secondo tempo, quindi pronti, prontissimi. Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, qualcuno ci può offendere. Noi sappiamo in cosa credere. Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi. Dai, coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na 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 na. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Siamo ragazzi di oggi. E ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, non di più, poi torniamo in onda con altre belle canzoni e soprattutto il nostro giochino, ma subito dopo la pubblicità. Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore, come non fosse mai stato amore. Credono in una data stupida e che puoi cancellare curima, ma non sanno che chi non ha un cuore o chi lo usa senza una ragione. Non capisco se rincorrersi ancora fa bene, in fondo che quanto è bella una fine senza regole, quanto è bello impazzire senza chiedere. Non mi importa di stare qua ad aspettare sotto il tuo balcone gridando ti amo, che bella una fine senza te, senza limiti liberi, senza una stupida storia d'amore, senza una stupida. Le persone, sai, si deludono e per ripararsi poi ritornano. Che n'è stato poi del nostro amore? Forse è solo un'allucinazione. Mi sentivo poi così stupido, era amore o no? Ero lucido e ho incontrato in fondo quella notte forse il diavolo che mi conosce. Quanto è bella una fine
E un altro che sto veramente rivalutando tantissimo, Achille Lauro sta scrivendo una canzone più bella dell'altra. Achille Lauro, continua così. Andiamo sì, a rispondere al telefono. Pronto, buonasera. Enrico, Buonasera, chi sei e da dove? sono Alessandro da Torino. Alessandra da Torino. Ciao. Che bello sentirti. Io devo fare gli auguri a un'Alessandra, non so se sei tu, che oggi fa gli anni. Sì, sono io. Auguri! Ma allora Attenti che abbasso la televisione. brava, la cosa principale. Abbassa il volume della TV. E tanti auguri. Stavo per dirlo, invece mi hai chiamato tu, quindi credo che sia Eccomi qua. Credo che sia un bellissimo modo per festeggiare il tuo compleanno, telefonare in diretta in casa Grazie Enrico. per... Ci sono riuscita. Brava, mi fa piacere. E adesso, a parte farti tanti auguri, dobbiamo giocare. Quindi devi decidere se provi a indovinare con 5 o con 15 secondi. Questi sono i Non premi. sono così brava. 15. Dai, 15 secondi, dai che ce la fai, anche perché il tuo compleanno davvero tifo tanto per te, Alessandra. Sei pronta? Grazie Enrico. Questi sono i tuoi 15, in bocca al lupo, eccoli! Grazie. Alessandra, dai! L'ho sentita tante volte. L'abbiamo fatta diverse volte, è una canzone che canta sempre Alessia Chelucci. Però qual è il titolo? Chi se lo ricorda? Vabbè. Per vincere, però, per andare alle buste. Conosco la canzone. Allora, come fa la canzone? Me ne canti un pezzettino? No, non farmi cantare, ti prego. No, non vuoi cantare? Ok, va bene. No, lasciamo perdere. Non roviniamo un caso Peretti. No, ci mancherebbe. Grazie per aver giocato con noi e tanti Grazie, auguri Enrico. da parte mia e da parte di tutta Rete 7. Grazie Alessandra. Ciao. Che peccato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, avesse magari vinto uno dei nostri premi. Ma andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo da Torino, buonasera e benvenuto. Enzo, Grazie. mio caro Enzo, provi a indovinare con 5 o con 15 secondi, però mi tocca chiederti una cosa prima, tu non hai ancora vinto con questi 5 premi, vero? No, con questi 5 no. No, No, non allora ancora. giochiamo insieme. Provi a indovinare con Speriamo. 5 o con 15? 15. 15, questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Enzo, vai! Qual è il titolo? Mia moglie dice non son degno di te. Come si chiama tua moglie? Sabrina. Da quanto tempo state insieme? 30. Da 30 anni, che meraviglia. Sì. E complimenti alla moglie! Non solo per questi Grazie. 30 anni insieme, ma anche perché il titolo è giusto. Non son degno di te. E adesso io la busta la farei scegliere a lei, non so te, però vedi tu. Ok. Vedi tu. No. Sabrina, ciao, quale busta vuoi? Ciao Enrico, la 8. Ciao Sabrina, la 8? Ah. Sì. Vediamo se dentro la 8 in 30 anni di vita insieme avete fatto tanti viaggi, immagino. Sì, Mm, abbastanza. abbastanza. Vabbè, io il prossimo viaggio non so se lo fate lontano o vicino, ma 10 euro di benzina le avete vinti. Bravi, avete vinto un buono carburante del valore di 10 euro. Bravi ragazzi. Grazie. Brava Sabrina, bravi tutti. Bravo anche te Enrico, sei bravissimo. Grazie di cuore, grazie. Ditelo in giro cosa siamo e se vi siete divertiti, aiutateci a crescere voi. Mi raccomando, Assolutamente. un messaggino. Ciao, Enrico. Aspetta, Ciao. Ciao. ragazzi, fermi, un messaggino al 34880 40 254 con cosa Sì. avete vinto?
Nome e cognome. Ok. Grazie, ciao. Ciao. Attenzione, Paolo, 2 premi sono già andati via. Io immagino io ho un sogno di una sera fare l'unplane dei premi, che rimangano qui le 5 facce rosse e 5 premi ai nostri amici a casa. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Alessio. Ciao Alessio, benvenuto. Ciao, complimenti per il film, è stato molto bello e molto interessante. Complimenti a te Alessio, davvero. Grazie mille, riferirò anche a Juanita i tuoi complimenti. E adesso ci tocca giocare. Devi dirmi se con 5 o con 15. Dai, 15. 15, questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Alessio. Vai. Eccoli. Capolavoro di una delle più grandi. Dai, Oh, ma conosco la melodia, ma non ce la faccio indovinare il titolo. Sempre così, 4, ma porca 3, va. 2, 1. Grazie lo stesso, grazie. Grazie a te, ciao. Alla prossima. Ciao. È vero, ogni tanto l'intro di una canzone ti viene anche da cantarla, però non basta, perché devi dirmi il titolo esatto. 378 40 80 506 per giocare con noi. Vediamo se c'è qualcuno che vuol provare a indovinare il brano. Sì, pronto. Buonasera, chi sei e da dove? Sono io, Luciano da Brandizzo. Oh, Luciano da Brandizzo, che questa sera è riuscito a prendere la linea, perché quando lo incontro mi dice sempre non riesco mai a prendere la linea. Questa sera bravo. Il meno è fatto. Il meno è fatto. Provi a indovinare con 5 o con 15, Luciano? No, con 15, dai. Con 15, questi sono i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo, Luciano! Lucianino, guardami bene negli occhi, guardami negli occhi. Dimmi il titolo. Ti guardo negli occhi, ma non ho sentito niente. Come non hai sentito niente? No, mi dispiace tantissimo. Regia, prego. Bravo, questo è lo spirito giusto. Richiama domani e riprova a giocare domani. Dai, grazie. Ho preso la linea. Grazie, va bene? Grazie Luciano, ciao. Okay. Ciao. Allora, ciao. in questi casi regia devo solo fare una piccola prova tecnica. A parte che ho la notaio, si sentiva la musica fuori? Si sentiva? Ok, perfetto. Quindi c'ho il notaio questa sera, quindi va bene. Sono le 20:41. Io comunque sia ho tanta voglia, ma proprio tanta voglia di mare. La moto usata ma tenuta bene, ho fatto un pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, tengo il ritmo, prendo un caffè, lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna e con le luci della sera forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Questa notte mi porta via, questa vita mi porta via. Celebrando adesso mai ti prendo, no. Mare, sai che ognuno c'ha il suo mare, dentro il quale sì e che ogni tanto fa sentire lontano.
se non ci sei tu non ho voglia di restarci più, no, no, no. Mare, 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 ma cosa sono venuto a fare? Se non ci sei tu non ho voglia di restarci più, no, no. Mare, 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 avevo voglia di abbracciarti, tutte quante voi ragazze belle del mare, 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 mare. No, 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 no. Mare, 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 poi lo so che torno sempre, naufrago di qui. E adesso noi ci fermiamo 2 minuti e mezzo, poi torniamo qui ancora con il gioco. Se c'è qualcuno che vuole può già prenotare la telefonata durante la pubblicità, e messaggi, ancora musica, e questa è Casa Peiretti. Voi non andate via, non cambiate canale, perché tra 2 minuti e mezzo sono di nuovo qui per voi, ok? Pubblicità. Bentornati in quest'ultima parte di Casa Peiretti. Abbiamo già un amico in linea. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, io sono Lisa, un'amica. Un'amica! Ciao Lisa, benvenuta. Ciao. Da dove? Siamo dalla Valsusa. Dalla Valsusa, Oh, Capri. che bello, che bello. Fa caldo anche lì? Fa caldo, meno caldo. che Torino sicuramente. Ma io sono a Luserna, però fa caldo anche a Luserna. Ormai Ecco. sai come funziona, vero? Il nostro super giochino? Certo. E sì, allora sì. dimmi Lisa, provi a indovinare con 5 avere 2 possibilità, o con 15 ma averne soltanto una? Facciamo 15 con una possibilità. Va bene, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai Lisa! Sì. È una canzone che ha fatto innamorare tutti. Tutti. Lisa. Allora, Oh, eccomi qua. ci Dunque, siamo. sì. Benissimo, allora penso che sia La regola dell'amico. E io penso che tu abbia ragione. Brava, Vai. brava. E adesso Grazie. arriva il difficile, perché devi andare a cercare un premio. Ci sono 5 buste rosse e 3 premi. Però a volte la fortuna arriva in questa stanza e colpisce. Vai, che busta vuoi? La busta 10. La 10, quindi tutti i numeri grandi questa sera. Abbiamo fatto fuori l'8, il 9 e il 10. Vediamo nella busta 10. Nella busta 8 c'era un premio. Nella busta 9 c'era un premio. Mannaggia Lisa, è arrivata la faccina rossa, mi dispiace. Va bene. Riprova domani sera, dai. Va bene, grazie. Un abbraccio. Grazie lo stesso, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi di Susa, ciao. Allora, regia mi sta scrivendo che ho detto 15 2 possibilità. No, ormai si sa, con 5 secondi 2 possibilità, con 15 secondi una. Sarà il caldo, posso anche sbagliare. Guarda che sono le 20:49, potremmo ancora avere lo spazio per una telefonata, ma se arriva proprio al brucio, se arriva nel giro di 5 4 3 2 1, a telefonata non arriva. Peccato, perché sono rimaste i 3 premi. Vabbè, andiamo a leggere a sto punto un po' di messaggi. Vai regia, vai, vediamo cosa hanno scritto i nostri amici a casa. Vediamo. Un salutone a tutti voi, lo dice Dani. Grazie Dani. Ciao Dani, sempre presente. E adesso mi chiamano, ragazzi, in ritardo, non potete chiamare adesso, sto leggendo i messaggi. Un grande abbraccio dal laghetto di Buttigliera d'Asti, dove anche lo zaino di Casa Peiretti decora il paesaggio. Camelia, Alina e Massimo, che meraviglia! Il laghetto di Buttigliera d'Asti. Oh beh, si pesca lì? Si pesca? Buona serata, meravigliosi, un abbraccio a tutta Casa Peiretti. Silvia da Montalciata, grazie Silvia, grazie di cuore. Ciao Enrico, sempre al top, un abbraccione. Mimmo da Torino, grazie Mimmo per esserci.
anche in piscina con lo zaino di Rete 7. Mi sembra giusto, perché ci stanno giuste le ciabatte, il costume, l'accappatoio, l'asciugamano, la borraccia, il panino, ci sta tutto dentro lo zainetto di Rete 7. Grazie. Ciao Casaperetti, buona serata. Dopo una settimana di vacanza, pronti a seguire di nuovo Michela da Torino. Brava, brava Michela, brava. Dove sei stata di bello? E poi. Ciao Enrico, finalmente sono arrivate le 20. Viva Casaperetti, viva. Un grande abbraccio da Roby75. Metti sul 13 chi cambia canale, chi cambia canale si perde Casaperetti. È un peccato. Ciao Peiretti, un saluto da Enrico e Caterina ai tuoi amici di Rivarossa, un saluto a tutti i lavoratori che stanno al caldo. Grazie del saluto. Ciao Enrico. Ma che bel nome. Ciao Caterina. Grandissimo Enrico con Sandokan, viva Casaperetti, Giovanni e Silvia ad Alessandria. Dai, è stata... Credo di aver fatto una versione carina, no? Mi ha creato tanto lavoro, però sulla fine è venuta bene. Ciao da Alessia, una sera potresti cantare Zitti e Buoni dei Maneskin per mio padre. Grazie, lo farò Alessia. È stato un piacere fare questa foto e conoscerti, grazie di cuore. Mi chiedi di ballare con questo caldo, ma sei matto? Mi scioglierei come neve al sole. Un saluto da una torrida Verbagna. Marco! Era per solidarietà a me che stavo facendo il pirla sul palco, quindi sai, vabbè, immagino però, immagino. E Massimo da Veneria ci scrive: ciao Enrico, sempre belle canzoni in Casaperetti, un saluto. Grazie Massimo, grazie. Ciao Enrico, grazie per la tua compagnia. Nonostante il caldo trovi la voglia di intrattenerci. Vabbè, mio lavoro ragazzi. Un saluto e un abbraccio da Stefania da Rondissone. Faccio il lavoro più bello del mondo. Grandine, pioggia, sole, vento, caldo, non è un problema. Ciao Enrico, anche perché sono qua, ho chiuso. Ciao Enrico, che inizio pimpante di puntata con la canzone di Celentano. Volevo dirti che ci siamo divertiti ieri sera con la commedia che avete interpretato con Alessia. Molto ma molto bravi. Con affetto vi saluto, con simpatia, Renata da Piscina. Grazie Renata, grazie amica mia, grazie. Ciao ragazzi, mentre aspettavo l'inizio del programma è passato un video musicale, qualcuno di Tozzi, molto bello, grazie Milena. Fa piacere. Qualcuno, una bella canzone del nostro Tozzi. Buonasera, mi chiamo Yali, sono di Tirino, vorrei farle auguri, nostro amica Alessandra Paladino, grazie mille. Quindi ci uniamo agli auguri. Ciao Yali o Lali, non lo so, però ciao, grazie. Ciao Enrico, grandi canzoni come sempre, un saluto dalla vostra Alessandra di Torino. E stasera Alessandra, protagonista col suo compleanno, con la telefonata, con tanti messaggi, che bello. A tutti i bambini mai nati e a quelli vittime innocenti delle guerre e della violenza va il mio ricordo. Grazie Chiara, grazie. Ciao Enrico, bravissimo come sempre, veramente piacevole stare un'ora insieme. Bella la maglietta di stasera, Luciano di Brandizzo. Bella, C'ho 3 colori, questa settimana ve le faccio vedere tutti e 3. Ciao Enrico, scusami ma ieri sera non sono riuscita a congratularmi con voi. Complimenti per il corto, siete tu e Alessia grandi in ogni cosa che fate perché ci mettete il cuore. Grazie anche per ricordare questi bimbi che sono diventati angeli per la cattiveria. Grazie a te Titti, grazie. Allora, hanno scritto Lali, L-A-L-I. Ciao Lali, ciao. Ciao Enrico e a tutta Casaperetti, siete sempre il top, tutte le sere siamo con voi. Italo, 10 anni, Amedeo 6, da Novi Ligure. Ciao Italo, ciao Amedeo, ciao Novi Ligure, grazie, è più bello insieme, ma anche da solo ci si diverte. Bravo Enrico, un bacione da Daniele Luca da Ceva. E domani sera c'è qui Martina, quindi un'altra gran puntata di Casaperetti. Sono le 20:55, regia, abbiamo ancora spazio per una richiesta veloce. Me la metti a monitor? Visto che il suo compleanno aveva richiesto un po' di tempo fa questo brano che andiamo a fare. Ciao, grande puntata come sempre, canteresti Alessandra dei Pooh per Alessandra Paladino di Torino. Eccotela, tutta per te. E chiudiamo così questa sera. Lei mi ha detto poco fa che quel dubbio era realtà e poi
vai con le foto se vuoi.